Buonasera a tutti, visto che voi tenevano le oie di 13 di maggio 2026. Bene, oggi abbiamo trovato il giornale, quindi da parte della rassegna stampa e tutto quello che si ha che deve norma e sa il tenova, intanto di come si presenta Saida e come si presenta De Goi, si presenta, també questo palazzata bianca di nuvole che sta a destra e poi il resto tutto biaitino. È illuminata, sai, è illuminata in maniera debile, ma comunque è illuminata dal sole. Andiamo da innanzi, sì, il microfono in posizione poi giusta in modo tale che si intenna a mezzo su. Ecco, un'altra fotografia appunto e andiamo su a su Saravallo dove io non era mese cocculato viene a Sasuni che poi cocculato poi verso il batto tornata a spalazzare e tornata a coccolare verso la 7. Bene, andiamo su a Crasa invece non la musta pure Wabba, lunedì. A ora 7 cominciata a pispisare e poi selata e tornata a cominciare verso mezzodì e mantenete belle che potete usare annan e torranne sabba. Bene, abbiamo su appuntamento, questo è Giudecche, ma comunque abbiamo un appuntamento pure voi e veste l'appuntamento qui su Pranzo di Sant'Elia, cosa no, che invece sta Bacchirramo in Brezzichetta Sannossata, organizzata a Bitine Bike di Alessandro Runesu. Cosa occorre? È sufficiente una bicicletta di qualsiasi tipologia e un po' di buona volontà, nient'altro. La pedalata è assolutamente non competitiva, a partecipazione libera ed è rivolta a tutti. Domenica 10 maggio 2026 alle ore 8.30, partenza da Piazza Sproni. Info Alessandro Oroneso 349 06 24 7 Kimbe Kimbe. E abbiamo altri appuntamenti su 7, questo è il Santo Francisco, che è ripresentato un monologo, insomma, lettura dinamica di Antonio Marrasa, ha intitolato Francisco nel respiro del mondo. Si ha che ti su santuario esatto Francisco a Sasotto e Mesa del Zero. Poi questo appuntamento in Nugoron. Lunedì Battle de Maio 2026 a 6 di ortaedie in piazza Biblioteca Satta, piazza Giorgio Asproni. Stessa presentazione sul libro di Gabriele Calvisi Fontana Raminosa, erranti per le lente gallerie smarriti nell'oblio. Questo è l'appuntamento oggi, dai 6 a mezzodì, che vabbè, a quest'ora però è già cominciate, tutto per sede Avis Biti e può donare le usambere, una goccia del tuo sangue può salvare molte vite. Cosa appuntamento che sopra dell'antelia, che questa assa unica mesa bessa missa e appunto dessa missa beh soprando. Oh, e andiamo sul giornale, una pagina su Unione Sarda, ancora sangue sulle strade sarde, un cuoco di 34 anni di Guspini fuori strada con l'auto mentre tornava a casa dal lavoro. Ancora tragedie sulla strada, sulla statale 387, Andrea Lai, 49 anni, gommista di Quarto Sant'Elena, è finito con la sua moto Suzuki sulla rotonda di Serdiana, terminando la corsa contro il guardarail, inutili i soccorsi, poverito. E lì soccorso c'è la gara, c'è una stannata deserta, cioè non deserta, l'ha fatto ricorso. Cagliari, prenditi la salvezza alle 12.30, la sfida a Bologna. Questa è su Unione, con l'Amurassa nuova prima pagina, l'isola sempre più vuota, ha già perso 1,7 miliardi. Confindustria, zero nascite e gli stranieri vanno altrove. Addio Alex, ci hai insegnato a non arrenderci. E questo è le danne
su campione, che è morto. Delitto di Garlasco, la procura accusa Sempio e era ossessionato da Chiara. Da Ardara alla Lettonia. La sfida in TV è su Giaccordula. La puntata del Cooking Show di Roberto Meloni e quindi questa Giaccordala è diventato prato famoso. L'abbiamo visto adesso, è stato Santoiogli. Festa per i 105 anni di zia Rosaria Casari, la nonnina di Dorgali. Torpè, maschere protagoniste in piazza, doppio evento, Passadia de Sardegna, presentato anche il nuovo libro di Antonio Marras. La Caletta si prepara a rinnovare i riti in onore di Nostra Signora di Fatima. La novena è iniziata il 1° maggio, il giorno clou sarà domenica prossima. Caletta. Orgosolo mette alla prova il sardo per i turisti e una lingua identitaria. L'indagine condotta dallo sportello sovracomunale con un questionario. Cioè fa che un'indagine del canto lo scheda sul sardo. Purtroppo non si lega in nudo in questa fotografia, cioè, ma non dipende da questa fotografia, dipende che a quanto pare t'ha ridotto la definizione, l'ha ridotta su Messenger, insomma. Bolotona, un nuovo piano urbanistico, il comune difende Badesalighe, vabbè, che siamo al largo. In 800 per Santo Francisco c'è anche il New York Times, record di pellegrini nei 30 km del percorso verso Lula. Che bina di scurto so annan, non si lega noi da anche in questo cavolo, no, è possibile. Male, molto male. La fotografia non si lega in pruso. Pratosardo, pittorra all'attacco di Todde, dica cosa vuol fare. De Riu al Satta, non si lega manco questo, no, non è possibile, cavolo. Non è possibile. Cioè, siamo andato normale. Lo leghiamo da Inoche, lo leghiamo su Ederio, il principe della Repubblica, protagonista e dinamica della democrazia in Italia. La nuova fatica letteraria di Roberto De Rio verrà presentata giovedì prossimo alle 17:30 all'auditorium della Biblioteca Sata. A coordinare i lavori era una carta. L'introduzione sarà curata da Carlo Sanna. Previsti interventi di Piero Comandini, Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Meloni, Vicepresidente della Giunta, nonché saranno a carico di De Rio, nonché allora, la Giunta regionale. E poi te non fa questo. Nonché assessore al bilancio e Silvio Lai, parlamentare segretario regionale del PD. In conclusione saranno a carico di De Rio, presidente del gruppo PD in Consiglio regionale. Il principe della Repubblica racconta oltre 30 anni di scritti politici, offrendo una riflessione organica sulla natura della democrazia e sulle dinamiche del potere, attraverso un dibattito, attraverso un dialogo fra esperienza e teoria. Il volume indaga il ruolo dei partiti, il valore dello Stato di diritto e la tensione tra elite e partecipazione. La politica emerge come pratica concreta, segnata da vincoli, risorse e decisioni, ma anche come arte del servizio alla collettività. E va bene. Andiamo da innanzi e faiamo le attiri in 800 nel nome di Francesco, dai turisti spagnoli e tedeschi ai giornalisti di National Geographic. Libro su Fontana Raminosa al Sata.
Domani l'incontro con l'autore Gabriele Calvisi e l'abbiamo già visto il toccamento. E lì soccorso, in pista c'è un nuovo appalto, la Reus stanzia 40 milioni in più rispetto alla prima gara andata deserta. Bandiera de Sardegna, bandiera a Sadie, scontro mura sedda, il simbolo di un rabbino che pur non adesso lo legare, ma comunque questo sedda ha rovinato la storia della Sardegna inventando una bandiera. Batterie verdi, il piano regionale certifica l'assalto. Queste batterie verdi sono le batterie che espone Enel, però sul sistema energetico, insomma, che deve servire per stabilizzare sul sistema, però sono poi batterie da smaltire e non ha da essere facile. Non ha da essere facile da smaltire. Nel PEARS ci sono 1127 gigawattora solo per i nuovi sistemi di accumulo. Purtroppo siamo andati male, chissà fotografia. Non comprendo qual è il suo problema. Lo spopolamento costa 1,7 miliardi, Confindustria Sardegna ultimi nell'UE per natalità, la capacità produttiva va KO, cioè praticamente non manco una scostano 1,7 miliardi. Questo pure di articolo non si lega. Anna normale che in questa cosa, questa fotografia che non si lega. Sport, Cagliari, c'è anche la salvezza nel menù alle 12:30 a Bologna. I rossoblù isolani sono salvi se vincono oggi e la Cremonese non va oltre il pari domani. Vabbè, tanta scombinazione, oggi non è facile a vincere. Comunque si batte a tentare, insomma. Allarme spopolamento, non solo con le vuote, l'isola non attrae stranieri. Confindustria, il calo demografico è già costato 1,7 miliardi. Altrove gli arrivi dall'estero compensano la bassa fecondità. Però dopo anche non è che ne dall'estero. C'è troppo lavoro stagionale, si deve puntare su più settori. L'analisi del demografo dell'Università di Sassari, Marco Breschi. Non posso leggere nulla che non si lega. Non bastano i bonus natalità, bisogna portare investitori. Questo siamo di accordo. Il direttore dell'asso industriali Porcu, solo così si inverte il trend, cioè va un investitore che è un'impresa, insomma. Cioè, l'assurdo è che si viene a spartiti Einstein e Telescopo come invece non vamos imprese in grado di hackere questo travaglio, insomma. Dalla Lettonia ad Ardana, la sfida TV a base di Cordola, il programma degli aspiranti chef in viaggio fa tappa nell'isola. Conduce Roberto Meloni, star del piccolo schermo sul Baltico. È stata un'esperienza di cuoco, insomma, che le fa che appunto questa iniziativa pure in ocche. A riga il suo volto è ovunque, per noi resta il solito Roberto, vabbè, lo de Saida chiaramente lo considerano il solito Roberto. Caro carburanti, nuovo decreto, taglio accise fino al 22 maggio, provvedimento ministeriale in due tempi per prorogare la riduzione fiscale. Accise, taglio in due tempi, ribasso da ieri al 10, poi con l'incasso dell'extra gettito IVA fino al 22. Cioè, in due tempo comunque beste praticamente viene su 22, beste già la riduzione dell'essere accisa. Primo maggio cambia il testo di Bella Ciao, rivolta sul web, polemiche sulla scelta di Delia che canta essere umano al posto di partigiano, mai l'era fatto.
è una cosa religiosa. Alex Zanardi, il lungo addio a una leggenda. Eh, un grande campione prima della Formula 1, poi di questa brizzichetta a mano, insomma, veramente una persona che ha speso tutto la potenza della sua volontà per restare in sport. Campione che vinse 2 volte, è morto a Padova, ha saputo ispirare il mondo con la sua resilienza. L'emozione quel giorno a Fort Village, ogni sua parola era una lezione di vita. Complimenti, si è incarnato un grande campione e una grande persona. Ecco invece una persona che è grande per titolo ma non grande de persone, e cioè Trump. Intesa ora o bombardamenti, nuovi eventi di guerra sull'Iran. Casa Bianca non contenta, Teheran guadagna tempo. Dopo il blocco la flottilla riparte per Gaza. Trump, offensiva sull'Europa, via le truppe e nuovi dazi. Vicino il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, nel mirino anche l'Italia. Gli alleati fanno quadrato senza gli USA, vertice e PC con 48 capi di Stato, invitato anche il Canada. Iran, la tregua è sempre più fragile, Trump ritorna a minacciare Cuba. Ha annunciato dagli Stati Uniti il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Flottilla, attivisti interrogati in Israele, esposto alla Procura di Roma. I sostenitori si dicono pronti a ripartire. Meloni, completeremo il percorso. Il suo è il secondo governo più longevo, dal centro-sinistra critiche senza appello. Anche su mestieri suo. In questo abbiamo finito, non diamo l'appuntamento come a una diretta da Esante Elias, non mi battere su pranzo a portare die, cioè dopo la missa, e quindi abbiamo questa occasione di dire una panoramica da Saida da Esupra, su Cucuru, de Santelia. E quindi mandiamo la sigla di tancatura e non diamo l'appuntamento, torna a casa stamattina sera sperando di risolvere questo problema della definizione della fotografia che non adesso all'allegre. Ma qualche problema che devo risolvere. Se no non posso leggere manco parte dei suoi articoli. A mentre il video di buona tutto da BC TV, adioso e mentre a casa.